Stefano Pillastrini, coach del Treviso Basket, Treviso De Longhi. Allora, coach, le stavo chiedendo come funziona, come vive il Treviso questa settimana di Cortina. Dicevo che siamo in una situazione privilegiata perché è un posto molto bello, un'organizzazione molto buona. Questo per noi è un periodo di grande carico di lavoro, ci dividiamo tra il campo, tra la sala pesi, tra la piscina e anche allenamenti di resistenza che facciamo all'aperto, quindi abbiamo un lavoro molto vario e Cortina ci dà la possibilità di avere strutture adatte per tutte le cose che dobbiamo fare. Ecco, quali sono queste cose che il Treviso deve fare, naturalmente per ripetere il successo in campionato dell'anno scorso? Dobbiamo entrare in condizione, dobbiamo diventare una squadra. Per fortuna abbiamo molti giocatori che ritornano dal campionato scorso, quindi non hanno problemi di ambientamento. Bene. Però ne abbiamo anche dei nuovi e giochiamo a un livello di competizione più alto, perché l'anno scorso giocavamo in Lega 2 Gold, sì. Quest'anno la Lega 2 Unica giocavamo in Lega 2 Silver, quest'anno abbiamo anche le avversarie della Lega 2 Gold, quindi è un livello decisamente più alto, sì. E quindi dobbiamo migliorare in tutto, migliorare la nostra qualità del gioco, la nostra condizione fisica, il nostro modo di essere squadra, insomma dobbiamo crescere e credo abbiamo la possibilità di fare. Luca, lei è stato allenatore anche di altre compagini, no? Ce n'è una con la quale è rimasto particolarmente vicino, affettuoso, insomma, con dei bei ricordi? Senza nulla togliere al Treviso, chiaramente. No, certo, Treviso sta benissimo e sono in una situazione molto buona, anche perché è una delle poche società che vuole programmare, questo è proprio quello che mi piace fare. Ma io ho un ricordo buono di ogni piazza dove sono stato, ho allenato a Bologna tutte e due le squadre, la Fortitudo è la squadra da dove io vengo, sì. E quindi è ovvio che è sempre un posto un po' particolare per me, però sono stato bene a Pesaro, a Varese, ho avuto un'esperienza buona a Torino, che sono stato recentemente, avevo avuto stagioni belle a Montegranaro, a Montecatini, insomma ho ricordi buoni un po' ovunque sono stato. Ecco, preparazione atletica insomma in tutti i sensi. Adesso avete anche una partita amichevole domani col Verona, come vi state preparando? Sì, domani è un test interessante perché giochiamo contro una delle migliori squadre del nostro campionato e noi ci stiamo preparando però solo su di noi. Il nostro lavoro per campionato non è mai finalizzato agli avversari, non è mai finalizzato diciamo a preparare le partite, ma a preparare la nostra squadra, quindi cercheremo di fare bene tutto quello che è del nostro sistema, il nostro modo di attaccare, il nostro modo di difendere, di passarci la palla, insomma cercheremo di affinare tutte le tecniche, le tattiche che poi ci serviranno per il campionato. Senta Coccia, si gioca all'Olimpico la partita? Allo stadio? Si gioca in questo meraviglioso impianto che è un impianto per l'hockey, però sì. È stato adattato alla pallacanestro ed è veramente bello, credo che per qualunque sportivo sia una bella cosa vedere questa partita, anche perché l'impianto lo merita. Ecco, io pensavo anche che sarebbe molto bello fare una sorta di gemellaggio, seppur così occasionale, magari con l'hockey, no? Tra la canestro e l'hockey, magari venendo da Cortina lì giù al Palaverde, cosa dice? Potrebbe essere un'idea? Ma certo, anche perché sono due sport diciamo molto diversi e quindi si possono completare, hanno caratteristiche. Io penso che i tifosi dell'hockey e i tifosi del basket non abbiano, magari gli uni non conoscono bene l'altro sport e quindi può essere un'occasione per conoscere una cosa nuova, sicuramente molto bella. Allora, bellunesi insomma e trevigiani, no? Potremmo metterli insieme. Senta, c'è qualche giocatore in ritardo di preparazione?
Per fortuna no, per fortuna non abbiamo avuto problemi, non abbiamo giocatori che vengono da infortuni, non abbiamo giocatori che sono presentati in condizioni precarie, sono appeso, sono stati tutti bravi professionisti e sono arrivati tutti in una condizione buona e quindi siamo, diciamo, in linea secondo quelle che erano le tabelle di marcia e la preparazione sta andando come deve andare. Senta Pilastrini, fra poco c'è l'Europeo, no? È un appuntamento bellissimo, abbiamo una nazionale competitiva, come forse non avevamo da anni, nello stesso tempo è un europeo difficile perché siamo capitati in un girone tremendo e quindi il rischio è altissimo, anche la nostra squadra sia buona, però siamo con due squadre altrettanto forti, esperte, talentose e quindi il primo girone sarà già un test durissimo, però ripeto la nostra squadra è piena di talento e credo possiamo farcela. Bellissimo questo, io la ringrazio tantissimo per il tempo che mi ha dedicato e vi auguro ancora 2 giorni meravigliosi a Cortina. Grazie. Grazie. Buon lavoro a tutti. Grazie tante. Grazie. Bene, allora salutiamo il coach del Treviso Basket, Stefano Pilastrini, e andiamo adesso in pubblicità.